C'è un ricordo speciale e unico che lega il canoista veneziano e campione olimpico Daniele Scarpa, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, e il mito del calcio Diego Armando Maradona. Maggio 1990, Roma. Ecco cosa successe. Ho avuto modo di conoscere Diego nel 90, eravamo all'Istituto di Scienza dello Sport del CONI a Roma, lui prima dei mondiali del 90 in Italia, con la finale a Roma sappiamo, e cosa fece? Fece dei test, venne lì all'istituto e mi stavo in quei giorni preparando, facevo dei test fisiologici al ergometro e lui al tepilorame. Di quella giornata al centro CONI dell'acqua acetosa restano alcune foto storiche e fino ad oggi pressoché sconosciute. Diego, racconta Scarpa, provò anche a pagaiare al simulatore. Rimase colpito dal mio gesto, dal mio impegno, infatti venne lui da me e disse posso avere il piacere di conoscerti, io ero un po' intimidito dal personaggio, perché insomma Maradona è Maradona, e mi chiese alcuni dettagli su quello che facevo, gli disse avevo già fatto 2 Olimpiadi, ci complimentò molto e insomma una persona molto alla mano, molto, molto umana, pochi campioni ho trovato così disponibili. A distanza di più di 30 anni da quel giorno resta un ricordo indelebile. Gli ho fatto anche provare alcune pagaiate sul simulatore. Daniele saluta così Diego. Mi ricordo, ci lascia un campione, una leggenda e veramente un personaggio unico dello sport, anche se nella vita ha avuto i suoi travagli, ma insomma, glieli perdoniamo perché ha saputo sempre stare a testa alta, questa è una cosa che pochi campioni sono fatti. Addio Diego e gioca il pallone con gli angeli.